Conosci la leggenda di zia Lisa di Catania? No? Te la racconto io. Nel cuore pulsante di Catania, tra i vicoli antichi e il fragore del Sineto, viveva zia Lisa, donna leggendaria, dalla bellezza incantevole e dallo spirito indomito. Moglie del gestore di una modesta locanda, posta all'inizio della strada per Gelso Bianco. Quel luogo era un vero e proprio microcosmo ribelle, una zona franca dove vigeva il motto senza cutieddo e senza sbirri. Spero di averlo pronunciato bene. Per far rispettare questa regola venivano impiegati 20 uomini che garantivano l'ordine 24 ore su 24. Lisa seduceva i carrettieri con il suo fascino irresistibile. Solo una volta però essi potevano godere dei suoi amori. Rifiutava qualsiasi ripetizione, lasciando tutti con un desiderio incolmabile, che spingeva tutti a scelte estreme come il suicidio o il ritiro a vita monastica. Un giorno, mentre era intenta nei suoi affari, un brigante folle d'amore osò aggredirla, ma lei, con prontezza e coraggio, si divincolò e lo sgozzò con un coltello, dimostrando una forza sorprendente. Ancora oggi, tra passioni travolgenti e crudeli lezioni d'amore, la memoria di zia Lisa vive nei racconti, simbolo eterno della passione, della ribellione e della forza del popolo catanese. La sua leggenda, tramandata di generazione in generazione, incanta ancora chi l'ascolta. Se ti è piaciuta la leggenda di zia Lisa, seguimi, così potrai ascoltare le prossime leggende che racconterò. Ciao!